Buongiorno a tutti e ben ritrovati e ritrovate per questo nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Elisabetta Azzori, Betta per gli amici. Betta è un ingegnere che lavora all'ANAS come responsabile tecnico e attualmente è assessora ai trasporti al comune di Quarto Sant'Elena. Penso che sia interessante ascoltare Betta, la sua storia, ciò che avrà da dirci. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao Franci. Gradisci un pacchetto di crackers? No, Per ora no. tagliare la Dopo. fame? No, pizza. Ciao. Buongiorno. Aspetta che ho chiuso male, poi ti saluto. Ehi. Boh, non so. Ciao Fran. Da quanti ore stai che aspetti? Io te l'ho detto, infatti. Siamo in videochiamata? Ciao, chi sei? Ciao Laura. No! Non lo so, dove siamo? Non è una videochiamata. Che cos'è? Allora, Una dashcam? Che cacchio no, è? questo è un microfono Ah, ok. che ti dovresti mettere. Perché? Te lo potresti mettere Ah, certo. per io fare faccio- una chiacchierata. Ma con chi? Con me. Ah, per fare E poi una- col mondo. Stai scherzando? No, ma non è in diretta, eh? No, ma Tranquillo. non scherziamo, no, aspetta, di che cosa stiamo parlando? No, aiuto, dimmi che... Calma. No, io Ti ho fatto una sorpresa perché volevo una cosa spontanea, non Sì, è per va altro. bene, quindi non posso chiamare neanche mia figlia ancora, No, vabbè. dovresti chiudere il cellulare e dire solo le cose che vuoi che si sappia. Oddio, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo Francesco? parlando di un progetto che ho iniziato un paio di mesi fa, Sì? praticamente prevede l'incontro di persone normali, semplici, Sì? a cui mi piace dedicare un'ora del mio tempo, Sì. e loro a me, io a loro e loro a me, Sì? nel quale chiacchieriamo di ciò che hanno fatto, quello che sono, le loro vabbè. storie, due Non ho niente da palle. dire. Ecco, Vabbè. qualcun altro mi ha detto così, e No, invece poi è niente da venuta fuori dire. un'ora di chiacchiera bellissima. Va bene, dai, allora lo facciamo. Facciamo? Fammi fare sì. Ok, aspetto questo. Fammi vedere un Ma attimo i quanti ce l'hai? messaggi 5, perché... 3. Elisabetta, mi chiami appena puoi. Cioè, qua è un delirio. È un delirio. Va bene, facciamo finta di non aver letto niente. Brava, Bene. rilassati. Andiamo. E facciamo una passeggiata. Un'oretta va bene? Sì, Ok. non di più, mi sto zaccando dalla fame. Posso dirlo? Sì, lo puoi dire, No, lo puoi va dire. bene. Allora, Finalmente ci siamo riusciti, porca miseria. Franci, il tempo No. corre, il tempo scorre troppo velocemente. Ormai questa è la nostra modalità di vita, che è La tristissima. tua peggio della mia, proprio. No, io credo che siamo tutti così e lo stiamo insegnando anche ai nostri figli, che è una tristezza immane. Brava. Questa cosa di correre. Non lo so dove vogliamo correre continuando così, perché insomma No, diventa ci schiantiamo, faticoso, sì. Ci schiantiamo contro un muro. Diventa faticoso. Io infatti questa oretta la sto prendendo quasi come un'oretta di svago. Ma brava, è quello che voglio. Ok. È quello che... Infatti io non ho insistito, tu mi hai detto, ma è urgente? Non è assolutamente urgente. Sì, perché Non pensavo è- fosse qualcosa di urgente, cioè giustamente se uno poi, una persona cara mi chiede, un amico mi chiede un attimo del mio tempo, io dico aiuto, è urgente. Brava, è giusto, anch'io faccio Perché così. cerco di incastrare tutto, non è facilissimo e a volte mi faccio del male. Dimmi di che cosa stiamo parlando. Allora, no, questo cos'è? Allora, questo è un No, io non video lo so. podcast, è un podcast, Ok. cioè andrà in onda, Sì. ovviamente col tuo benestare, se tutto va bene, dopo non voglio tagliare nulla, io vorrei fare il rec stop, cioè non Ok. sto lì a fare tagli, a meno che Mhm. non ti capiti che dici una cosa che non vuoi che Una si parolaccia. sappia. No, quella la puoi dire, quello puoi fare quello Ma che non è vuoi. molto bello, mi dicono. Non me ne frega proprio un Io le cavolo. dico. Ma anch'io le dico, mi vescono. Cioè, in questo caso le dico. Un'altra persona mi ha detto, ma posso dire tutto quello che fallo, non c'è problema. Certo. Ognuno siamo Ma responsabili. poi noi stessi. cosa ne fai di questo podcast? Allora, Nel ci senso, sarà un dove lo canale pubblichi? YouTube Ok. che avrà il nome di questo progetto e andrà anche sulle Sei piattaforme. fuori, Franci, sei fuori, sei completamente sbalvolato. Perché? Perché tu ne inventi una veramente, se i gatti hanno 1000 vite, tu hai 1000 idee, cioè proprio... Oh. Cioè- Ma questa l'ho iniziata, o meglio, io 12-15 anni fa. No, veramente. Ne ho fatto 10 puntate di una cosa che era simile a questa Ah. e poi non l'ho portata a termine, cioè non l'ho portata Peccato. avanti, e queste cose sono
Allora, in realtà è una bella cosa perché apre la mente, cioè ti dà l'opportunità di confrontarti con un sacco di persone di qualsiasi brava. rango, di qualsiasi competenza, cioè con veramente diverse peculiarità, quindi è una figata. la tua amica, non facciamo nomi, non diciamo chi è, ma l'hai capito. Sì, la mia Mi ha amica, detto la mia ieri, amica del cuore, la tua amica del sparita, cuore. poverina. No, sei tu sparita, lei No, non è perché? sparita. Ma Siete stiamo spariti fra di voi. Oh, Chiuso, va bene. chiuso. Che mi ha detto ieri, proprio ieri, mi ha detto, senti, ma questa cosa ti sta arricchendo? Io ho detto, da morire, umanamente sì, moltissimo, secondo me. mi sta piacendo da morire. Umanamente sì. Allora, io ti dicevo, l'ho iniziato 12 anni fa, 13 anni fa, non mi ricordo, con 10 puntate, ma non erano così. Era un embrione di quello che poteva essere adesso, quello che è. Ok. Quindi mi sono detto, non voglio commettere lo stesso errore che ho commesso allora, Sì. di non andare avanti, di fermarmi dopo 10 episodi, 10 puntate. E quindi Perché quante ne vuoi fare? ne ho 1500? già fatto 23. Ma dai, non ci posso Giuro, credere. ne voglio fare 100. Scusa, stavo guardando io come se stessi guidando io. Brava, no, è giusto. No, cosa è giusto? Cioè, questo Non sto guidando. Questo vuol dire che è veramente la cosa del controllo, la mania del controllo. Cioè, devo curarmi, Francia. No, quello no. Comunque te la Devo chiudo perché poi devi curarmi. parlare tu, non devo parlare io. No, voglio chiamare Giulia prima se posso. Allora, chiamiamo Giulia e facciamo un Ti break. scoccia? No. Ah no, non Aspetta. potevo. Sì, no, facciamo un break. Per Vai, me chiama posso- Giulia. Quindi parliamo di te, non di me o di quello che stiamo facendo. Quello che stiamo facendo l'abbiamo capito. Parliamo di me, te. aiuto. Sì, perché io ti ho presentato prima di iniziare. Ah sì? E che Facciamo. cos'è? Cioè, sarei curiosa. Sei curiosa? Ma guarda, certo, purtroppo dimmi, che, ho- cosa allora, ti io sei non potevo inventato? dire chi sei tu, chi non sei, da un punto di vista personale, l'ho detto dal punto di vista generale. Mm. Quindi cosa ho fatto? Ho messo Elisabetta Azzori su Google e mi è venuto il curriculum. Cacchio, che brutto. Mamma mia, sono 7 pagine, è una cosa enorme. Da dove perché l'ho Perché dovuto sei obbligata- consegnare al certo. comune di Quarto. No, non lo so se nel comune di Quarto, comunque è un curriculum dove dice l'ultima cosa, dal 98 a oggi, In ANAS. responsabile tecnico di ANAS. Sì, Io, è la mia famiglia. è la tua famiglia, quindi ho detto questo ANAS è la mia ANAS mi ha cresciuto. è la mia esatto, questo è il lavoro famiglia. principale. Sì. E poi ho detto che adesso attualmente sei anche assessora. Ma quello è un'esperienza. Non importa, ho detto, basta. Non ho detto altro, ho detto poi tutto il resto me lo devi dire, ma non perché io non lo sappia, sono cose personali, ovvio quello che vuoi dire dici. No, ANAS Ma è chi famiglia. sei tu? Sei questo? Chi sono? Chi Eh? sono è difficile da dirlo, siamo tutto o niente, nel senso che ognuno ha tante sfaccettature. Tu, Francesco, lo sai benissimo, nella vita, in funzione di chi è il tuo interlocutore, tu ti poni con quell'interlocutore in modo tale che si crei un feeling, perché io credo che la cosa migliore sia essere persone empatiche. Brava, d'accordissimo. Quindi non chi Tu sei sono. empatica? Bah, io me lo auguro perché ci lavoro molto sull'empatia, cerco lo sempre sei, di lo trovare un canale per poter trovare insomma una comunicazione con chiunque. A volte mi trovo anche a comunicare con persone che penso di conoscere, poi non le conosco e dico ciao, ci ho fatto una chiacchierata e non so neanche chi sia, ma non importa, forse sono troppo spontanea. Pretendi molto, forse, capire subito. Cioè non è semplice in quel senso. Pretendo, sì, forse è troppo, e quella secondo me rientra in quella problematica molto femminile, secondo me, data da un imprinting sociale. Cioè noi abbiamo avuto come donne, secondo me, il problema di doverci sempre far riconoscere come un di più. Dover dare sempre questa sensazione di essere brave, di essere sempre ad un livello almeno pari all'uomo. Vedi, questo almeno pari è fastidioso. Almeno pari, perché almeno pari? Bruttissimo. Ho Eppure, sempre pensato che la donna abbia una marcia in più, a prescindere, ce l'ha fisicamente non lo so. e anche interiormente. Questo non lo so. Sì, no, Io ce per l'ha. molti versi mi sento Ma in dai. alcuni, no, io in alcune diciamo in alcuni settori, ambiti, mi sento forse di non avere esattamente quella forma mentis che hanno gli uomini, ma questa diversità in realtà tra uomini e donne credo che sia proprio la cosa più bella che possa Esatto, esistere, meglio di perché certo. lì completiamo quella che è appunto poi questo mondo che deve andare avanti grazie all'aiuto
all'impulso di tutte e due le parti, a Deve prescindere andare dal avanti sesso. Esatto, a prescindere dal Cioè, sesso, ma a prescindere anche perché poi se entriamo in argomenti gender, Ecco, oggi poi mamma non si mia, capisce niente, anche perché i giovani non ne vogliono etichette, non vogliono proprio sentirsi etichettare, fanno benissimo. Quindi io è un argomento in cui non mi infilo, perché mia figlia poi ogni volta mi sgrida su questa cosa. A te? Perché sì, Non dire a me. certo. Sei un Siamo sessista, antichi, sei un sessista. sì, ormai Ho per detto loro semplicemente siamo che quella antichi. signora che stava guidando, sei un sessista. Sì, Lei, cos'è, un lui? sì, No, non è lei, non lo posso sì. dire. No, non si può dire, Non si dovrebbe può dire. essere tutto con Quella macchina, cioè, ecco, genere, non lo so chi ci sia lì questo è alla un altro guida. problema, però tornando al discorso di se siamo persone, se sono critica e se pretendo molto da me, sì. Vuoi anche forse per educazione, perché non lo sono solo io in famiglia, vedo che lo sono anche i miei fratelli, Che pretendono molto da che se pretendono stessi. molto da se stessi. C'è sempre un portare sull'asticella. Ma questo è un bene, Non lo so, perché alla lunga è una cosa che ti logora, dici. logora, sì, è faticoso, devi sempre mantenere alta la performance, non va bene. In realtà bisognerebbe, poi con l'età si cambia un pochino, superati gli anta, Allora, si a cambia. prescindere dagli anta, che tu Mhm. sei un vortice comunque, perché comunque Insomma, cerchi non di... proprio. No? No, ci sono anche dei momenti di down. Ah, di down, ok, Certo, normale. non cioè, è che normale. si può essere sempre a palla. Esatto, però nel tuo curriculum ho visto praticamente che la maggior parte della tua carriera professionale la stai passando lì. La sto passando in ANAS. ANAS, ripeto, è famiglia. È famiglia, ok. Cioè, io adesso, questo non dovrei dirlo, ma Di facendo quello che due puoi e che attività, vuoi. avendo due impegni lavorativi, è logico che mi capita di dividere la giornata e fare un po' da una parte, un po' dall'altra, cercare di conciliare tutti e due, cercare sempre di fare tutti e due al meglio. Mhm. Che è una cosa stancantissima mentalmente, però devo essere sincera, sarà perché lavoro presso il comune di Quartu da poco, sarà perché ancora non ho creato quel, diciamo, tappetino erboso dove è piacevole camminare a piedi scalzi. Bella questa metafora. Preferisco, cioè quando torno in ANAS, io sono contenta di tornare in ANAS, cioè per me non è solo un ambiente lavorativo, e quindi ci sto tante ore. Qualcuno mi dice lavori tantissimo, è vero, lavoro, non mi dispiace lavorare, però tornare in ANAS non è solo lavorare. Tornare in ANAS è trovare anche quella fetta di amicizie, di relazioni, di persone con cui ormai si è intessuto un rapporto che va oltre il lavoro. È un po' il tuo E luogo quindi felice. sì, perché ad esempio noi abbiamo creato un gruppetto, cioè a parte che a me piace andare d'accordo con tutti, ma senza questo non vuol dire che non mi piace avere le discussioni, nel momento in cui c'è da dire una cosa la dico. È un carattere deciso, chiaro. Un carattere, poverina mia figlia, sì, deciso. Poverina tua figlia, tuo marito. No, ma mio Poverini marito tutti. no, perché mio marito... lo tratti bene tu, a prescindere? No, lo tratto male, però mi rendo conto e lui sa come prendermi, quindi alla fine chi perde sono Accetta. io. No, chi perde sono io, perché lui proprio ha una tattica che è bellissima. Cioè, mi lascia quasi perdere, che non lo fa nessuno. Bravo. Quindi lui trova il modo Mi servono di... lezioni. Lui trova questo modo bellissimo, molto elegante. Lui, a differenza mia, è una persona molto dolce, molto accogliente, Pacata. molto pacata, sì. E Quindi quando tu tutto... dai di sclero cosa fa? Sì, ma lui Come mi fai a lascia... lasciarti perdere? Mi lascia perdere, ci mette sulla battuta, ci mette la la risata, gira sull'ironico? oppure mi ignora Ti totalmente. ignora. Sì, mi dice sì, va bene, ok, ce l'hai con qualcun altro? Va bene, sì, ok. Che bravo. Sì, è Senti, molto ma questa bravo. cosa gli viene naturale, giusto? Sì, lui Lo è fa così con di tutti. educazione. Di educazione. Lui è così di tanto. educazione, Io lo lui è invidio. molto, molto... Non ci rimane ripeto, male.
se tu lo tratti male. No, ma a me secondo me lui si è... No, in cioè, generale, sì. se qualcuno, no, adesso tu, ma dico, se Sì, il è suo un po' carattere- permaloso, però non aggredi... Cioè, io sono più aggressiva. Ci rimane male, quindi? Sì, Ah, certo, ok. è molto permaloso. Vabbè, è sensibile, Lui è non una è persona permaloso. sensibile. Ecco, Sì, questo bravo, concetto hai di- ragione. No, mi fa incavolare. Hai ragione, è verissimo. Il Grazie. termine permaloso non è molto bello, però effettivamente un pochino Fermati, permaloso perché lo è. mo se tu sei una persona colta, io ti reputo una persona Ma colta, insomma. che comunque le cose le conosce, se non le conosce le va a cercare di studiare. Sì, c'è Proprio tanto. in un episodio con una ragazza Mhm. abbiamo parlato di permalosità, Mhm. perché lei è, come dire, viene definita permalosa. Io dico no, tu sei molto sensibile come lo sono anch'io. Poi anche a me danno del permaloso, però ho sempre cercato di capire il significato. Me lo dici? Cosa Allora, pensi tu? a me dispiace quando ti faccio un esempio concreto, perché per individuare quella che per me è la permalosità, ad esempio mio marito, poverino, lo tiro sempre in ballo perché gli voglio un bene grande, mio marito mi chiede dei suggerimenti, tra di noi c'è un rapporto dove qualsiasi cosa, diciamo, anche a livello professionale, se c'è un dubbio, lo Un testiamo, confronto, volete sì, lo confronto. testiamo vicendevolmente, e quindi la prima persona con cui ti viene opportuno fare in confronto è appunto il tuo partner. Ok. A quel punto, se tu mi chiedi però cosa ne penso, è logico che io ti dico veramente cosa ne penso, quantunque sia, anzi, sapendo poi la mia ignoranza in materia, ammettendo la mia ignoranza in materia, ma se tu mi chiedi che cosa quel tuo progetto, la soluzione che tu hai attuato, che cosa come mi arriva, che cosa, come la vedo, io te lo dico chiaramente. È logico che questo a volte crea Guarda, ti posso dare un dei consiglio? malumori. Devi dire, se io fossi al tuo posto, ma non sono te, farei così. Bellissima, mi piace questo approccio, Perché lo proprio- metterò e provalo. lo attuerò. Funziona, però Se è questo io il fossi al problema. tuo posto ma non sono te, farei così. Ottimo, Perché, Franci. dimmi, quindi cosa succede? E quindi lui si arrabbia inizialmente, nel senso lo vedi che è musonito, che Perché non gli hai dato appoggio? non ho dato, esatto, non ho detto a lui che era tutto bellissimo, giustissimo, perfettissimo, però Ok. poi dopo, siccome è una persona estremamente Ci intelligente, rimugina e arriva a una bravo, lui è conclusione. un po' un diesel. Ma questo non c'entra con Lui è essere un po' permalosi. Ma non ti scusa. devi arrabbiare neanche un pochino, neanche inizialmente. Ma perché ti arrabbi? Mica lo faccio per male. Ho capito, ma Ma le critiche, cioè, sai quante critiche ricevo, quante critiche mi fanno, quante critiche... Cioè, non è che ci rimango male, nel senso che, caspita, almeno fosse che me ne arrivassero di più. No, ma aspetta, ti ho chiesto cos'è essere permalosi? Hai parlato di tuo La marito. permalosità è questo Cos'è? risvolto della medaglia che quando tu ricevi Cioè, ma- una critica poi ti arrabbi. Ma no, ma mettila... Cioè, Ma non è fanne rimanerci male a prescindere su tutto, per ogni cosa? No, questo no, le critiche, non gli piacciono le critiche. Sì. Cioè, al permaloso, secondo te, non piacciono le critiche? No, il permaloso è arrabbiarti e non accettare il parere altrui quando non è, quando non è allineato ok. col tuo. Ok, perché qualcuno mi ha detto, cioè sta diventando questo argomento anche... Bellissima questa ti cosa giuro. della permalosità. Cosa ti hanno detto che è interessante? Qualcuno mi ha detto che essere permalosi è prendersela per ogni cosa, anche piccola. Ah, guarda, però bisognerebbe cercare l'etimologia della parola. Scusa, posso? Prego. Perché io ho questo Facciamo un vizio. blocco, un altro blocco. Allora, Franci, il significato di permaloso, la prima cosa che c'è su Google, che dà prova di una suscettibilità risentita e dispettosa, per lo più in corrispondenza di futili pretesti. Futili, vedi? Lui lo fa solo per le critiche, qua invece No, il è discorso di permaloso. permalosità è Molto generalizzato. più Quindi un futile pretesto, tu mi sposti una penna da A a B, a me piaceva che stessi in A, la voglio tenere in A, mi arrabbio, sono permaloso. Invece quando... No, lui no, così no. non è permaloso, è semplicemente, forse Lo fa anche per non sta futili sui suoi punti di vista. Franci, stiamo percorrendo l'SP17 in territorio quartese. Stai zitta, guarda, che come ANAS, responsabile ANAS, io ti Ma ammazzerei. questo è provinciale, Non Franci. importa, io Questo è sono provinciale. arrabbiato. No, Francesco, gli utenti questo devono è imparare che tu sei statale. Francesco,
devono imparare che l'ente proprietario di ogni strada ha la responsabilità sulla strada Lo che so, gestisce. no, me l'hai insegnato. Ma questo è provinciale, No, in anzi generale. questo tratto è del comune purtroppo. Benissimo, c'è provinciali, strade comunali, provinciali e statali. Sì, La poi tu 131 è vostra, poi tu sai che giusto? ci sono le vicinali, perché abbiamo Bravo. avuto occasioni di Bravo, parlare di bravo, immondezza bravo, abbandonata, brava. di Poi ti racconto rifiuti. sviluppi, tanti sì. sviluppi. Comunque, Sì. tornando al discorso della permalosità, io semplicemente sono il paladino della permalosità versus sensibilità. Cioè, se sei una persona molto sensibile, Ma non è la io- stessa cosa. no, ma te lo giuro. però. Allora, ti faccio un esempio classico. Io sono con te e iniziamo a dire, stiamo parlando. E comunque mi è scocciato adesso perché sa quello che stai dicendo, non hai ragione, oppure sei proprio assurdo, smettila perché... Sembri un po' Antonello Olai adesso, eh? Davvero? Sì. Non voi, poverino. Ma io gli Antonello volevo Lai- bene. Ah, ok. Non lo dico per... Non volevo fare Antonello Lai. Siulai. Esatto. Faccia l'anima sua. E quindi? E quando ci rimani male, non fare il permaloso. No, aspetta, oppure se ti trattano proprio male, Ma no, ma io... puoi essere quello molto è- sensibili. no. Allora, in questo caso, se c'è dall'altra parte un interlocutore che ti sta trattando male, tu puoi, cioè hai tutti diritto di rimanerci male, e non è per malosità. Ti dicono che sei permaloso. No. Adesso no, non c'ho no. dei casi proprio. Sì, lo capisco. Non me li sono però preparati. Hai ragione, sicuramente è così, però è un uso improprio del termine. È un Ok, uso sono improprio del d'accordo. termine, è quella persona, altro che essere permalosa, quella persona non solo si dovrebbe arrabbiare, ma dovrebbe dire: ma come ti permetti? E lasciarti stare, come fai? E come fa mio marito, mi lascia perdere, Tu ma quindi lo noi tratti facciamo male. finta di litigare, Vabbè, cioè è d'accordo. un... È un mood vostro. Sì, chi ci conosce, tu ci conosci, lo sai che alla fine... Cioè, Boh, siete insieme tutta la vita. no, non tutta la vita, io ero grande, io Come avevo già dire? 27 anni. 27, Beh, cosa vuoi no, che c'è sia? gente che sta assieme tutta la vita che ne ha 14, Lo so, ho 15. due amici che sono insieme da quando avevano 14 anni. Loro sì, sono fortunati, ma anche io mi reputo fortunata. Prima ho fatto quello che mi piaceva fare, Bravo. quindi ognuno poi decide. Ma vabbè, è andata così, incontri una persona, non è che decidi, aspetta, no, non è il tempo di stare insieme, Ecco, bravo, aspettiamo, bravo. ci stai, punto. Esatto. Poi E cambi soprattutto o quando rimani. succede, poi se non succede va bene lo stesso. Esatto. Perché anche rimanere soli non è male, secondo me. Mm. Dici? No, nel senso che ognuno di noi è capace più o meno di star da solo. Io ho passato dei momenti in cui ero da solo, non ero portato a starci e non ci sono dovuto stare. Ma non Ci l'hai sono- riportato forse perché in quel momento non Avevo era bisogno di non stare da eh, solo, in quel senso. Perché insomma, chi No. raggiunge una maturità, secondo me anche stare solo Sì, no, non da sai gran- stare, ne prendi tutti i privilegi. Vabbè, non entriamo in merito. Però argomenti, ok. insomma, Torniamo al discorso, hai fatto una vita in ANAS, sei una vita in ANAS. Sì. Adesso arriva questo episodio, Mhm. questa proposta, non lo so Sì, come sia arrivata, una ma proposta. è un incarico tecnico o politico? no, è logico che io non sono un politico, Tu sei una tecnica, non so fare niente di politico, Tu ci sei dentro adesso però ci alla sono politica. dentro, sto imparando. Io mi descrivo sempre, mi sento un po' Bersani, perché Bersani Wow, parla un altro ha parlato sempre... di Bersani l'altra volta. Dai, Te vedi, lo Bersani giuro. parla per metafore. Sì. E io lo dico sempre, quando mi chiedono come mi trovo in questo ruolo, a parte che è un ruolo per me veramente difficilissimo, Vabbè, in che senso? e che è impegnativo, che non è... Te lo descrivo, te lo dico con la metafora, Ah, mi dimmi. sento un pesciolino d'acqua dolce in un acquario di acqua salata. Mhm. Allora, tu hai un pesce che sa nuotare, il problema è che se tu gli cambi il contesto, È un macello. quel pesciolino è in estrema affanno. difficoltà, in affanno. Allora, io che cosa Ma da un penso? punto di vista, scusami, io intanto ti interrompo, mi piace. Prego, mi piace Ma moltissimo. dico, sei in affanno perché... Io sono dimenticato la domanda. Te lo dico io perché sono in affanno, Sì. perché non è il mio habitat. Quindi tu mi hai chiesto sei un politico o sei un tecnico. Io sono un tecnico prestato alla politica. Ok. Quindi io non riesco ad avere per ora, perché non ho esperienza, una visione politica. La mia prima visione di un problema, È il mio primo tecnica. approccio è tecnico. E poi devi accontentare tutti, devi ascoltare Ma le guarda, parti. ecco, esatto, devi però rispettare- è bella questa cosa, perché faccio un lavoro su di me
che non mi era Non mai avresti stato mai consentito fatto. di fare. Ti invidio un po' perché Quindi, una di quelle situazioni dove che per forza bello. ti devi mettere in discussione E impari un casino. e devi fare cose che io non riesco a fare normalmente. Ad esempio, ascoltare di più gli altri. Non li ascoltavi prima? No, li ascolto, però prevalico. Ok. Ed è bruttissimo. Quindi ogni tanto devo tagliarmi la lingua. E questo mi sta aiutando a crescere. Bello. Io la considero un'altra metafora che faccio sempre, è una palestra. Io sono una pigra, tu lo sai, mi conosci. Poi una pigrizia in realtà finta. No, non sei per niente pigra. Faccio- Sei pigra a fare sport. Esatto, non sono portata non vuol per lo dire nulla. sport. Non sei pigra perché stai continuamente facendo. Poi è ovvio che ogni tanto c'hai i tuoi down, come ne hai parlato, Sì, e sì. quello è il fisico che ti dice Esatto, scusa, stop, fermati. un attimo, Il se no fisico schiatti. parla molto, mamma mia. Ad esempio adesso Parla- sto soffrendo di prurito, di allergia, Mamma mia. cioè una cosa E questo perché terrificante. l'habitat. Secondo me è lo stress, è l'habitat di acqua dolce, io sono un pesce d'acqua salata. Esatto. Però è molto bello, è un'esperienza che io consiglio, a parte che secondo me bisognerebbe fare politica, a parte che la facciamo tutti la politica. Certo che la facciamo, anzi purtroppo non abbiamo insegnato ai Esatto. nostri figli fare politica. Noi ci siamo stati dentro Sì. negli anni 70 Sì. con quel regurgito di 68 che conosciamo. Sì. Chi l'ha voluta fare l'ha fatta. Sì. Tu stai lavorando con un sindaco che era mio compagno di istituto, non di scuola, perché Io è più grande di adoro me. il sindaco Milia. Il tuo sindaco era compagno di mia sorella, quindi lo conosco benissimo, ma lui era un attivista della prima ora, cioè lui a 14 anni credo era già Sì, all'interno, anche prima, anche perché lui è prima. nato in una famiglia Esatto. politica. E lui era lì e lui faceva le assemblee di istituto, parlava alle assemblee, E era poi è un davanti grande oratore. era un grande oratore, Quindi era in prima fila, Io quando lui parla, cioè, così. sì, È perché è un gran- grandissimo oratore. Lo dico io, è un gran dritto però, Sì, è un certo, personaggio, certo. meraviglioso. Ma sai quanto si impara? Salutamelo tanto. Glielo dico sicuramente. Sai Però quanto dico, lui- impari? Cioè, no, con da lui puoi persone- imparare molto. Con persone di questo livello, di questo spessore. È un'opportunità, Francesco, che È enorme. faticosa torniamo ma un attimo, arricchente. per noi grandi, stiamo parlando del fatto che noi da ragazzi abbiamo vissuto in quell'ambiente, i nostri Sì. ragazzi sono lontani anni luce da quell'ambiente. Io pensavo questo. Invece Lo no. pensavo fin tanto che non mi sono ritrovata, sempre grazie a questa esperienza, poi vabbè, grazie anche a mia figlia, non mi sono ritrovata ad andare ad esempio in una scuola invitata per parlare di mobilità sostenibile. Mi hanno invitato per parlare Che di cosa hai mobilità notato? Che cosa hai sostenibile. trovato? Ho visto invece che i ragazzi si interessano di politica, ho visto Mm. invece ragazzi attenti Bello. a quello che è il problema, a quelli che sono i problemi sociali. Ho visto dei ragazzi attenti a quello che è il futuro del loro pianeta. Ho visto dei ragazzi che si impegnano, che ti pongono delle domande, non si accontentano di una rispostina data allo studentello. No, loro vogliono una risposta che sia una risposta argomentata, circostanziata. E ti giuro che Bello, sta cosa. io non stavo bene il giorno che sono dovuta andare a fare questo incontro, perché poi il fisico appunto parla e sto soffrendo anche, tra virgolette, di capogiri, vuoi la cervicale, vuoi l'età, poi tante cose. Comunque mi sono dovuta fare accompagnare da mio marito, che come avrei capito è una spalla Mhm. costante, e lui ha avuto occasione quindi di vedermi dall'altra parte. Io sono uscita e gli ho detto, cioè, guarda Ricky, questa esperienza con questi ragazzi è una cosa che mi intriga tantissimo, perché tutte queste domande, tutta questa loro voglia di conoscere, di capire che cosa fa il comune per loro, di quali sono le attività nell'ambito, in questo caso era nell'ambito della mobilità sostenibile, quindi sistemi di trasporto che fossero appunto rispettosi dell'ambiente. Cioè, questi giovani ti danno un impulso, Francesco, un'energia, una voglia di fare meglio, che io ho detto, ma io farei veramente, cioè mi confronterei con loro. Mi hanno trattato come un pungipol, Franci. Le Pure. critiche sono state
feroci, ma questa loro ferocia era totalmente costruttiva. Ma senti, ma questo ok dal punto di vista di impegno, cioè non è impegno politico, è partecipazione durante un'assemblea. Scusami, poi mi spieghi quella roba lì, dopo parliamo di quello. I cantieri di Abanoa o i cantieri di Tyrrhenian Link? Cosa No, ti devo spiegare? no, te lo dico, ricordamelo. Ok, perfetto. Tornino Grisci è un blocco enorme. Sì. Questa partecipazione, ok, ma come si traduce poi nell'impegno politico necessario affinché ci sia un cambio generazionale? Beh, io stamattina ero in una riunione, in un'assemblea di una società partecipata del comune e ho rappresentato le criticità che hanno rappresentato questi studenti. Non mi sono limitata. Ma tu hai fatto una cosa buona, giusta, le ho fatte mie e le ho raccontate. No, ma io ti parlo di loro, perché tu mi hai detto non è vero che i ragazzi non partecipano. Allora ho spiegato che non basta lamentarsi e basta. Mi hai spiegato anche come essere mi sono attivi. permessa di fargli anche degli esempi nel loro quotidiano di azioni che loro attuavano che non andavano bene. Ho cercato di instaurare con loro, quantunque loro mi abbiano criticato, ma come amministrazione, cioè come società che gestisce in questo caso i trasporti pubblici locali, ho cercato di far capire a loro quali fossero quelle modalità che loro attuavano quotidianamente senza neanche accorgersene, che andavano a danneggiare tutti, loro stessi. Ad esempio, è vero, il mezzo pubblico a volte la mattina presto è affollato, loro non riescono a salire sul mezzo pubblico, devono aspettare quello dopo, alla fine si stancano, arrivano a scuola in ritardo. Il giorno dopo cosa fa uno studente? Chiede: mamma mi accompagni, papà mi accompagni, sempre che in famiglia ci sia questa opportunità, perché diciamo che anche questo discorso di poter accompagnare un figlio vuol dire veramente un lusso oggi, perché tutti e due i genitori lavorano, perché non è che possono fare gli tassisti, insomma, tante problematiche. E cosa fa questo atteggiamento? Congestione. Esatto, e questi ragazzini dicevano che volevano che chiedevano ai genitori di accompagnarli. Io ho detto: ma per carità, va benissimo una volta, 2 volte, in realtà dobbiamo cambiare proprio. Se noi immettiamo in una tubazione d'acqua più acqua di quella che ci sta e tappiamo a destra all'inizio e alla fine, è logico che poi l'acqua va in pressione, la tubazione non riesce a reggere. Quindi immaginiamo la strada come se fosse esattamente una tubazione. Tu ci stai mettendo dentro un fluido, un flusso, che è quello veicolare. Se tu vai a congestionare la strada di veicoli privati, il mezzo pubblico, che purtroppo oggi non ha un'infrastruttura preferenziale, va in tilt. Certo. Ok? In più tu ti fai accompagnare non solo a scuola nelle vicinanze, ovunque, ma ti fai accompagnare, no, a prescindere da quello, ti fai accompagnare di fronte a scuola, sì, è vero. E tu hai tutte le macchine di tutti i genitori che accompagnano alla fine avrai una dirigente scolastica che chiama in comune e dice: mandate non i vigili, mandate i vigili, mandate gli agenti della polizia locale, perché qui i residenti stessi non riescono ad uscire o entrare in casa perché la via è satura di genitori che magari ha motore acceso, che magari rimangono lì a chiacchierare, eccetera. Cioè, questi sono comportamenti che non vanno bene. Ma di questi comportamenti di questi esempi ne possiamo fare tanti. Esatto. Il non rispetto degli attraversamenti pedonali, il non rispetto degli stalli per handicappati, il non rispetto. Quindi alla fine è logico che da parte mia c'è stato: sì, avete ragione se il pullman è in ritardo, avete ragione se non c'è la coincidenza tra ARST e CTM, avete tutte le ragioni che volete. È vero che dobbiamo far sì noi, tra virgolette, politici e noi tecnici, visto che rivesto il doppio ruolo, di migliorare tutto questo sistema, però anche da parte
vostra, ci deve essere un'educazione al contrario, cioè dovete essere voi ad educare i vostri genitori. È un po' come la cosa differenziata che Esatto. i ragazzi insegnavano agli Bravissimo, adulti sì. il fare. Non l'hanno vista inizialmente molto bene, mi hanno risposto. Te la racconto questa perché è interessante. Ma una persona di 50 anni non la cambi? E ho detto, no, Cavolo. non cambi una persona di 80 anni. Ma mia figlia, vi assicuro che se vuole mi cambia, e se me lo dici 1, 2, 3 volte, 4 volte, e se tu mi dici mamma questo non sta bene, perché sei passata con l'arancione? Anche l'arancione vuol dire fermarti, che ti devi fermare perché è più sicuro. Cioè alla fine non è vero, cioè non possiamo rassegnarci dicendo, non potete rassegnarvi dicendo ma le persone di 50 anni non si cambiano, non va bene. Lasciamo perdere che da quando i miei figli hanno preso la patente non hai idea delle critiche feroci che mi fanno ogni volta che guidiamo. Papi, è troppo veloce. Vedi, Papi, quella è l'educazione al contrario. Non dicevate mai nulla. Vedi. Perché sono imparate anche loro. Bravo, e io questo che chiedo sempre, cioè fate anche voi lo sforzo di educarci. Educate noi adulti. Siamo cresciuti e non abbiamo forse. Ma noi non avevamo questo confronto, secondo me, con i nostri genitori. Con i nostri genitori? I nostri genitori Ma sei ci matta? davano un'occhiata e cioè, dovevamo tacere. Io mi ricordo che non. Anzi, io forse sono stata ancora fortunata perché con mia mamma, bene o male, si poteva fare. Con mio padre un po' meno. Ma zero. Vero, e quindi mai loro parlato io di li nulla. reputo fortunatissimi come generazione, perché Cavolo, noi li abbiamo. hanno un rapporto pazzesco con noi, cioè Sì. ovviamente con certi tipi di genitori non siamo tutti uguali, però No, io non sono loro amico, ma sono il miglior amico, cioè quando Sì, mi chiedono cioè, consigli. io ci sarò sempre, ci sono sempre, poi Anche mi puoi troppo, dire però. tutto, anche niente, cioè scegli tu. Però questa cosa, secondo me, io poi per carità, mia figlia, grazie a Dio, mi racconta tutto, forse anche troppo. Anche troppo, esatto, anche io non voglio A sapere volte è troppo. meglio, esatto, però diciamo che è stata veramente un'esperienza arricchente. Io stamattina Ecco, su questo mi sono permessa di raccontare, di portare le critiche di questi ragazzi. E che Poi te in ne ha realtà detto? mi hanno detto che in realtà sono arrivata tardi, perché io questo incontro l'ho avuto a settembre, l'ho avuto i primi di ottobre, dopo la settimana della mobilità sostenibile, che è tra il 16 e il 22 di settembre. In realtà mi è stato detto che hanno messo su un gruppo di lavoro dove sono dentro anche i rappresentanti degli studenti proprio per risolvere queste problematiche. Mi hanno preceduto, ma mi ha fatto piacere. Ovviamente. Mi ha fatto molto piacere perché vuol dire che qualche criticità è già stata risolta. Giusto per chiudere il discorso della gioventù immersa nella politica, Che bello. quindi tu ci vedi quindi ragazzi che vogliono impegnarsi, Allora, che hanno interesse, ma bello. sono tornata un giorno a casa. Mi auguro che torna tutti i giorni a Sì, casa. ma ho trovato una sorpresa. Cioè? Mia figlia era rappresentante di istituto. Torno a casa, sapevo che volevano occupare l'istituto, volevano bloccare tutto. Adesso Questo non mi quando, 2 o 3 ricordo. anni fa? Sì, adesso Giulia è già al secondo anno di università, 2 quindi sì, 2 o 3 anni fa. E mi sono ritrovata il soggiorno pieno, gruppo di ragazzi. un gruppo di 20 Ma ragazzini. dai, Giulia si è avvicinata e mi ha detto: è una mamma, festa. mamma, per favore, puoi stare, fai come fai sempre. Io quando torno da lavoro non smetto di lavorare, perché facendo 2 lavori io devo dividermi un pochino, e quindi ci sono sicuramente cose dell'altro lavoro che non ho finito. Quindi Ok. mi metto col computer, Sai, in soggiorno. in soggiorno, e continuo a lavorare. Quindi ti ha perché detto rimani lì a fare le tue cose mi comunque. ha detto: rimani, fai come fai sempre. Ah, ok. E questo cosa mi ha dato la possibilità? Di sentire, di ascoltare. Di ascoltarli. Ma di cosa parlavano? Parlavano di come andare in autogestione durante l'occupazione. Insomma, quindi loro che cosa dicevano? Loro si organizzavano la scaletta per tenersi impegnati. Ah, giusto, le attività. Le attività di Ma come si faceva autogestione. un tempo? Mi ricordo. Ma quelle attività, gli argomenti che loro tiravano fuori erano
impressionanti, di un'attualità pazzesca, cioè dai trasporti all'edilizia, ai rifiuti, alle problematiche ambientali, le problematiche di bullismo, di inclusione sociale. Tossicità dei social. Poco quello. Ma insomma, diciamo che loro erano, cioè noi li vediamo sempre il problema social. Loro invece non sono solo quello. Hai ragione, c'è un pochettino più. Cioè siamo noi che li etichettiamo. Beh, perché invece li vedi tutti così e fai subito un. Vero, c'era qualche politico che li aveva definiti gli sdraiati. Chi era? Non era un politico. No, è chi un libro. era? È un libro, è Ricordami, un romanzo. non era Michele Serra. Michele Serra ha scritto Gli sdraiati, però, che è un racconto meraviglioso. Sì, però Michele Serra anni. poi l'ha girato con l'aspetto positivo della cosa, o sbaglio? No, il romanzo, il romanzo. No, io mi ricordo di un politico che allora non li ha definiti gli sdraiati, li ha definiti in un altro modo che era pessimo. Perché Gli sdraiati è un racconto di Michele Serra che parla praticamente di questo suo figlio che è sdraiato nel divano. Sì, esatto, e poi un giorno lo ricordo. porta in montagna e lì si apre il suo mondo. Quindi vedi che mi ricordavo c'era l'eccezione positiva. Sì. No, ma qualcuno li aveva definiti Ah. in un'eccezione negativa. Quindi non parliamo del giornalista e scrittore No, Michele Serra, ma era lui. proprio un politico. Non mi ricordo, vedi, e poi io lo so come sono, poi andrò a cercarmelo. Ok. E non sono così, non sono come pensiamo che siano. Con questa eccezione negativa, definendole appunto persone che non hanno voglia di fare, che hanno tutto facile da questi genitori che gli danno appunto tutto e quindi che non hanno voglia di fare. Non è così, ragazzi. Allora, diciamo questo, bugia, non posso generalizzare, diciamo che io ho avuto la fortuna di confrontarmi con giovani che non sono così. Mi auguro che questo microcosmo con cui mi sono rapportata io grazie a mia figlia sia invece una rappresentazione di quello che è l'universo giovani. Speriamo. Io me lo auguro perché, Francesco, vediamo anche Greta Thunberg, vediamo la flottiglia, vediamo, cioè non possono essere solo social, solo La manifestazione, l'ultima che c'è stata, 2 settimane fa, ha dimostrato la quantità di attenzione che c'è, che non mi sarei manco aspettato. Vogliamo parlarne? Milioni di persone in strada. Ma io sono scesa con quei giovani. Sì, hanno fatto di tutto per dire che non è successo niente. No, ma hanno anche fatto di tutto per far credere che fossero anche violenti, che avessero una connotazione, una connotazione violenta. Vabbè, noi siamo figli anche di un periodo di Brigate Rosse, quindi sappiamo che ci sono sempre ho riletto quel periodo, scusami, ma ho riletto Black molti Bloc, cioè. Ho potuto notare che anche in quel periodo c'erano delle azioni trasversali, ci sono sempre state, che facevano i governi stessi, lì entriamo in discorsi veramente. Volevo essere più leggero. No, ma questi giovani veramente sono un'energia, questo mi fa molto piacere. Poi sono persone che leggono, che si confrontano, usano i social per confrontarsi, non fanno un mero uso del social come pensiamo, magari come facciamo anche noi un po' più noi siamo peggio di loro. Io ti posso garantire che l'adulto è diventato peggio del giovane. Perché mia mamma è sui social, che ha 80 anni. Ok, ma tua mamma lo fa in un certo modo sicuramente, me lo immagino. Sì, per curiosare, mi è capitato purtroppo a volte io sono troppo curioso, quindi adesso in fila in un ufficio, aspettando qualcosa insieme ad altri, vedo l'anziano o quello diversamente anziano o più anziano di me, come lo usa? No, ma è uno spettacolo. Dai, raccontami di religione. Sono cose che tu non ti immagini. Cioè, vedi, buongiorno, buonasera. Il Signore è con te, ti segue, poi cani, gatti, animali. Cioè, il mondo loro è un altro. Ma ti voglio dire che rappresentare che il problema nostro di adulti è che noi usiamo i social male, usiamo le piattaforme peggiori, Facebook, che non usano loro.
Sì. Cioè i ragazzi non ci Sì. stanno, dico, ma siete proprio dei Sì. boomer, Infatti me è lo dice. inutile. Cioè, io gli Non dico no andateci. prego generazione X, generazione Z, gli dico no prego Ah, generazione tu Z. sì sei Z perché sei sì. 70? No. Io sono 69. Ah, tu sei Z. È un bellissimo perché- anno. Sì, È l'anno porno. È l'anno? È l'anno porno. È il numero più bello. È il che numero c'è. più bello che Non c'è si può nel- dire? Si può dire? Ma io dico che si Ma può che dire bello, tutto. diciamo che Cioè, sta- chi se ne frega. È l'anno migliore. Sì, Ok, certo, è l'anno da quel migliore. punto di vista però loro subito ci targetizzano, no? Sei un Sì, boomer, sei sì, Z, sì. quello che Fanno sei. con noi quello che non vogliono che sia fatto con loro, le targhette. Bravissima. Questo loro non lo vogliono, però però poi ce noi le ce la mettono. Oppure ti dicono, no, ma sei retrogrado. No, ma sei Ti classista. consiglio un libro troppo Dimmi. bellino di Matteo Bordone. Ah sì, ma Matteo Boomer. l'ho conosciuto. L'hai conosciuto? Sì, L'ha Matteo scritto l'ho un libro conosciuto. sui boomer che è una meraviglia, devi leggerlo. Bellissima, una bellissima persona. No, perché Boomer- dà proprio uno spaccato su quello che è la targetizzazione dei boomer e poi come uscire da quella situazione lì. Secondo me non ne usciamo, No, non ne Franci. usciamo, non ne usciamo. Noi siamo boomer. Sì, sì, sì. Cioè, è come Ma io perché- felice di esserlo, perché comunque Esatto, dai, bisogna. abbiamo vissuto una trasformazione che ti voglio vedere. E noi l'abbiamo vissuta Altri. tutta, dal Tutta. giocare per strada a pallone fino ad internet e ai social. Noi abbiamo avuto questa fortuna Molto. dal incontrarci la cricca del muretto fino a arrivare ad avere il gruppo social. Vedi, però Cioè- te la butto lì, perché adesso voglio parlare con sì. l'assessora. Oddio. Te la butto là. No, perché hai detto una cosa, da giocare nei cortili o la cricca del muretto. Ma un comune può mettersi in testa di rifacilitare queste situazioni? Sì. Perché i ragazzini non vanno in strada perché i genitori Sì. hanno paura. Allora, creare Infatti non devono andare in strada. nei parchi, andate nei parchi. Devono andare nei parchi oppure in tutti quegli spazi di cui tantissimi comuni hanno a disposizione. È pieno di parchi, ma sono tutti vuoti. Cioè, tu adesso io vedo Cagliari, ok, tu vedi più Quarto, ma anche se vivi a Cagliari lo vedi. Sono pochissimi parchi con bambini e con ragazzi. Se tu leggi un articolo sul giornale di oggi, Ah, a proposito di parchi, noi stavamo proprio parlando ieri anche in giunta di riappropriarci di una zona che c'è proprio qui su a Simbirizzi, da cui si vede è un vostra? panorama bellissimo. Meraviglioso. Bisogna fare via Sparis, mi sembra che si chiami, e fare un parco. Sì, ma Un aspetta, parco extraurbano, ma dove, certo, Ma per dove esempio, fare attività all'aperto. l'attività all'aperto può essere che gli adulti, i vecchi, come siamo noi, Sì. insegnano ai ragazzi dei giochi da parco. Cioè, Però Fran, no. non credi che questo in realtà piccole continui ad esserci? no, può darsi che ci sia, io sto parlando Cioè, di tu qualcosa pensa- che magari non conosco. Tu però pensa, perché io e te viviamo già in un contesto un po' più metropolitano, almeno. Io mi sono resa conto, facendo l'esperienza quartese, che Quartu è veramente è effettivamente la terza città per ora certo, della Sardegna, certo che lo è. però ha mantenuto tutta quella cultura e tradizione, cioè quella cultura delle tradizioni che noi invece a Cagliari Ma zero, non ne stiamo abbiamo perdendo. più, Noi cosa ci è rimasto? Noi ci è rimasto Sant'Efisio che ancora ci lega e fa sì che bene o male tutte le generazioni scendano Ce n'è qualche in di quelle piazza. di cui parli tu sono quelle di tipo San Ruga, La Marina, San Esatto, Pace, sì, bravissimo. che fanno un po' di Queste, manifestazioni bravo. di ricordo. Quarto invece è un evento costante. È un evento costante. È un evento costante. Se tu vai, sempre ritornando ai social, perché ormai la comunicazione si fa Tutta sui lì. social, tu poi sei un comunicatore, lo sai benissimo, me lo puoi insegnare. Se tu vai su Eventi Quartu, mi sembra che il gruppo si chiami Eventi Quartu, trovi tutti gli eventi della settimana. tutti Io tradizionali. come assessore alla mobilità ricevo, e il sindaco mi le ha pure, le critiche da parte del comandante della polizia locale Perché ci sono troppe attività. perché ci sono talmente tante attività che non fai in tempo Ho e capito. questo crea
disagio. Tra le tante, no, crea disagio dal punto di vista della mobilità, ma non c'è problema, perché in realtà crea relazioni, crea quelle relazioni di cui tu stavi parlando prima, cioè a parte che c'è proprio il discorso della comunità dal punto di vista religioso. E quindi ogni parrocchia deve avere la sua processione, ma questo unisce giovani e anziani. Io ieri sono andata a vedere un film documentario di Giovanni Coda, un film documentario che parlava di come dagli anni 50 in poi fosse stato necessario emigrare. Quindi questi viaggi verso soprattutto l'Australia, Melbourne. Cosa è successo? Che hanno messo a confronto in questo film documentario diverse generazioni, perché c'è chi è partito negli anni 50 con delle difficoltà, ma chi è partito ieri con altre difficoltà, ieri intendo 2012, ma chi è partito oggi stesso, inteso come una giovane studentessa che va a fare il dottorato di ricerca. Quindi è la sua prima esperienza. Erasmus, certo. Che ha portato fuori in questo film documentario c'era una persona per me anziana, perché ormai io mi reputo non anziana ma ampiamente adulta, che sto andando verso quella speriamo di arrivarci. Ma c'era questa persona, un funzionario, no, un dirigente della regione, un dirigente RAS, non giovane, diciamo diversamente giovane, okay. Secondo me è già andato in pensione, che comunque nel suo ultimo periodo ha curato proprio il rapporto tra la regione Sardegna e le comunità dei sardi in Australia, e facendo capire, pensa, una persona non più giovane, facendo capire a chi frequentava i circoli dei sardi in Australia che se voleva che questi circoli sardi fossero sempre frequentati, e quindi frequentati anche da giovani, gli anziani dovevano lasciare proprio la sede ai giovani, dovevano lasciargli ampio spazio, perché non era possibile per i giovani fare le medesime cose, arrivare agli stessi risultati con cui erano arrivati gli anziani, con le medesime modalità. Cambiava il linguaggio, cambiavano diciamo. Quindi dobbiamo smetterla di pensare che dobbiamo insegnargli qualche cosa. Noi dobbiamo imparare, io l'ho imparato ieri, lo stavo ascoltando da questa persona, cioè noi secondo me dobbiamo metterci da parte, dobbiamo imparare a metterci da parte e osservare. Dopo che loro sono cresciuti, a quel punto arriva il momento del confronto, ma fargli fare l'esperienza, tirandoci indietro, facendo veramente un passo indietro. Guarda che era una cosa detta da una persona non più giovane. Guarda, sai chi altro l'ha detta? Un altro scrittore, sì, che io non è che stimi particolarmente, però comunque l'ho letto tanto, e ho letto anche il suo ultimo libro, di Beppe Severgnini. Caspita, un grande. L'ultimo un libro, grande. io Agata e Socrate, non mi ricordo. Non l'ho letto, devi però leggerlo, ne ho letto perché, altri suoi. Perché lui parla del fatto che con questa presentazione del libro, o non mi ricordo per quale motivo, ha iniziato ad andare in giro per le scuole a parlare. Io ho percepito questo, lo dico apertamente, da molto persona egocentrica che lui è sempre stata, Sì. Ha fatto un passo indietro e ha detto: io non vado più a parlare solo io, ma mi sono accorto che quando vado a parlare lì io mi presento e vedo già le facce, cambio mood e dico: c'è qualcosa che non va? Avete qualcosa da dirmi? E da lì si apre un mondo, e l'ascolto. È proprio esatto. L'ascolto, e poi tu torni a casa arricchito. È un passo indietro, no? Fai il passo indietro. Faccio il passo indietro, non sono più lì a parlare, a trasferire, ma ascolto, e da lì magari mi confronto. E quando torni arricchito? Moltissimo. Però ti faccio una domanda cruciale, perché è quello che mi appassiona adesso. Io penso, da diversamente giovane, che l'unica cosa che ho da dare, in primis a mie figlie, perché ci tengo a darla a loro, perché sono le mie, sono loro, non sono mie, sono di loro, però sono due persone a cui tengo tantissimo, come tu tieni a tua figlia. L'unica cosa che ho da dargli è l'esperienza.
che ho fatto, che abbiamo fatto. Tu dimmi in quale modo, in quale modalità noi possiamo trasferire e regalare, donare non solo a loro, ma a tutti gli altri, quelli che potrebbero Bella volerla. domanda, Francia, è difficilissimo. Eccola lì, non mi aiuti. No, ma è difficile secondo me perché bisogna trovare la giusta misura. Io mi sono ritrovata sempre facendo il discorso del giovane e dell'anziano, mi sono ritrovata in un sacco di viaggi all'estero, ma anche non all'estero, anche in Basilicata. Anche in Italia. Sì, Cos'è soprattutto nei notato? paesi dell'entroterra, cioè nei paesi un po' più piccolini. Io mi sono ritrovata ad esempio in Francia a parlare con degli anziani che mi hanno insegnato un gioco, Belotta e Rebelotta. O stavano giocando lì con queste cose che erano dei Dove, dischi. scusa, in Francia? In Francia, non mi chiedere esattamente dove. Come si chiama il gioco? Oddio, l'ho detto prima. Belotta e Belotta e Rebelotta. non è spagnola, Belotta e Rebelotta. Però evidentemente Lo siccome fanno. eravamo al confine, Ah, probabilmente c'era ok. l'influenza Com'è sto spagnola. gioco? C'erano questi dischi lanciati tipo bocce. Dischi di legno? Sì, dei dischi di legno che loro lanciavano, erano tipo Mai bocce. sentita sta storia. Un'altra volta. E ti hanno spiegato come funzionava il gioco? Sì, ma mi rendevo conto che questa mia modalità di chiacchierare con gli anziani, io la mettevo in atto praticamente sempre, come se io stessi, come se fossi io a cercarlo. Un'altra volta sempre in Francia, però nella parte della Bretagna, avevamo la tendina, un viaggio fatto in macchina, ma con macchina e tenda. Mi sono ritrovata a fianco di Piazzola con questa signora parigina che andava sempre nello stesso campeggio, aveva la roulotte ormai stanziale lì, e lei ci ritirava la biancheria stesa se pioveva. Che bellina. Io tornavo in campeggio, in tendina, Dai. e mi trovavo la biancheria messa all'interno Ah, della tendina che con questo bellezza. gesto affettuosissimo. Così, E ci così facevamo le inusuale chiacchierate, oggi. Vabbè, ci certo. facevamo le chiacchierate serali, cosa avete visto, dove siete andati, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, ma lei come mai viene sempre qui, perché da sola, come trova la vita a Parigi, cioè un confronto. Un'altra volta, sempre per un rapporto particolare, quasi come se fosse, non ci avevo mai riflettuto, ci sto riflettendo adesso, come se ci fosse quasi questo filo conduttore, questo elastico che mi porta a parlare e stare con gli anziani. Mi era capitato a Barcellona. Sono entrata alla corrida, in fila eravamo con questo Emilio, signor Emilio, che poi mi ha anche iscritto, ci siamo anche iscritti al ritorno. Questo signor Emilio avrà avuto una 70 d'anni e ci ha raccontato, perché io questi viaggi li ho fatti, prima li facevo con Laura, poi adesso li faccio con Riccardo, e ci ha raccontato come lo spagnolo vivesse l'arena e vivesse la corrida. Quindi abbiamo iniziato, noi eravamo dietro di lui in fila, abbiamo iniziato a chiacchierare in fila. Insomma, alla fine questo signore ci ha fatto vedere la corrida dall'interno, quindi dove prega il toreador prima di entrare in campo, ci ha fatto conoscere il toreador, ci ha fatto vedere come avviene la macellazione del toro, dove lo fanno, tutto il processo della carne che viene data sì, esatto, viene data alle persone, e ci ha fatto vivere la corrida con i suoi occhi di uno che la vive come quando noi andiamo allo stadio. Ferma. Tu mi stai dicendo tutto quello che è il tuo rapporto con gli anziani, bellissimo. Sì. Ecco, com'è che, rispetto alla domanda come facciamo noi anziani a trasferire l'esperienza, che è l'unica cosa importante e preziosa che abbiamo, ai giovani, rispetto al fatto che tu dici che dobbiamo dare spazio ai giovani? Secondo me Semplicemente apprendoci quando vediamo che c'è terreno fertile dall'altra parte senza essere invadenti. Ok. Perché lo faccio. Il giovane quando vede che glielo imponi, ma anche che glielo proponi, che glielo proponi non vuole saperne. Non vuole sapere. Quindi ecco il passo indietro secondo me, però non è detto che sia la ricetta.
Beh, perché un minimo devi dirgli, come dire, come fosse un McDonald's. Questi sono i panini, quale vuoi? Cioè, Però glielo già devi noi mettere... come genitori lo facciamo, quindi se tutti i genitori lo fanno, alla fine questi Ma ragazzi... non lo fanno tutti, ma sei matta? Ma quando mai? Non lo so, Siamo Franci, mosche io mi bianche. illudo. No, Io mi illudo non che... Cioè, non è che non ti illudi, è così. Purtroppo lo vedo tantissime volte quanto i genitori siano... cioè, i genitori non voglio generalizzare, però comunque la maggior parte a parte che c'è un livello micidiale, un livello purtroppo culturale sempre più basso, sempre più Dici? basso. Io parlo di genitori attuali che hanno 30-40 anni, non tanto noi come coetanei, cioè c'è un livello bassissimo. E l'ho vissuto nella mia ultima esperienza di lavoro, di cui non ti parlo adesso. No, ma però te lo volevo chiedere, lo sai? follia, totale Però volevo follia. Dopo ne parliamo a microfoni spenti. Però in realtà, tornando a che cosa può fare l'amministrazione per creare questa cucitura tra giovane e anziano, non se ne voglia il mio collega assessore alle politiche sociali, amo per di più. Lui fa tanti lavori, tra cui anche uno dei componenti della Pola. Ah, certo, lo so chi è, perfetto. Marco Camposo, lo possiamo dire? Marco Carboni, certo, possiamo lo dire. Conosco bene. Cioè, lo Marco conosco Carboni, bene. io ho detto Camposo prima, Carboni. Marco, anche grazie alla dirigente, anche con l'aiuto della dirigente, sono una bellissima squadra, hanno fatto un sacco di attività che mettano in contatto giovani e anziani, ma attività ad esempio fatte in contesti, messe su in contesti che sono prettamente, diciamo, frequentati da anziani. Piazza 4 Novembre a Quartu, ce l'hai presente? Benissimo. Cosa fai? Ogni volta che passi non lo vedi 2, 3, 4, 5, 6 anziani seduti nelle panchine in quello spazio che finalmente Quartu, il sindaco Milia riesce e l'assessore Conti riescono a riqualificare. Abbiamo le risorse, quindi verrà riqualificato, ma verrà riqualificato per restituirlo a chi? Agli anziani che lo vivono insieme però ai giovani. Beh, guarda, il fatto di vedere anziani seduti nelle panchine è un po' come quando vado al mercato di Maracanagonis. Vedi, perché tu frequenti, che bello. Paesini, ma io adoro, adoriamo, dico il plurale, andare a Sydney, a Mara. Certo. Io preferisco 100.000 volte comprare roba da mangiare al mercatino di Mara, a prescindere dai prezzi che sono giusti e corretti, ma proprio perché c'è un rapporto 1 a 1, è bellissimo. Sì, e poi lì c'è la chiacchiera, vedi, e poi c'è la il chiacchiera. rapporto umano. Sì, esco di testa quando vogliono per forza andare prima di te. Io ho detto, ma c'avete i bambini sul fuoco? No, vogliono chiudere prima la faccenda di casa, vogliono chiudere in fretta. Dai, diamine. Hai fatto una giusta osservazione, però dimmi se l'ho capita. Ti faccio un altro esempio e vediamo se stiamo dicendo la stessa cosa. L'anziano non ha più pazienza. Zero. Certo. Però poi e non ha nulla da fare nel senso globale. Sì, però ha meno da fare. Arriva all'edicola, di fronte all'edicola ci sono le strisce pedonali, lui deve prendere il giornale e parcheggia sulle strisce. Bravissimo. L'anziano non rispetta più quelle che sono le norme. Ma perché? Perché è stanco, Franci. Ha rispettato ed è stato inquadrato ed è incasellato in tutto. È stanco del rispetto delle regole, è stanco delle imposizioni. Secondo me, io l'ho letta così, Franci, perché questa osservazione questa cosa che tu stai dicendo, io me lo so un po' perché ha sempre fretta l'anziano che poi non deve fare niente? Perché ha sempre fretta? Perché è egoista. Perché vuole andare prima a casa. Si diventa più egoisti. È egoista si diventa più egoisti, si diventa meno rispettosi delle regole. Si torna indietro, mi dispiace, forse è così. Però, io non voglio diventare così. Però anche analizziamo noi. Beh, aspetta, ti dico una cosa, te la dico, questo è un episodio, uno solo, quindi può valere nulla a livello statistico. Al mercato di Mara, frutta e verdura, arriviamo, questo qui che aveva monopolizzato tutto, cioè stava accumulando le melanzane da una parte, le patate dall'altra, e diceva al tizio mettimi il prezzemolo e lui si metteva le arance, cioè era praticamente tentacolare.
spettacolare. No, tentacolare. Tentacolare, spettacolare nel suo tentacoli. modo. Beh, a livello di... A un certo punto gli rimproveriamo il fatto, ma lei, scusi, Ci lascia che qualcosa. fretta ha, che bisogno ha? No, io ho fretta di chiudere, e la mia amica, la tua amica gli ha detto, ma guardi che non, cioè, noi dobbiamo andare al lavoro, non riusciamo, io lavoro, figurati, sono in pensione da 40 anni. Quella è 40! Quella è Ho detto, scusi, però in pensione da 40 anni. lì ha sbagliato la politica, Franci. Ma per dire, ma aspetta, non ha avuto il pudore di... Lei è in pensione da 40 anni, noi in pensione non ci arriveremo mai. Lei è in pensione da 40 anni, quindi 40 anni che vive così, ha figli, no, sono solo. Vogliamo- Ma che fretta ha di chiudere? Cioè, perché non vede che c'è altra gente da aspettare? No, non gliene importava Quello- nulla, ci ha mandato a quel paese. Hai capito qual è il Quella problema? è maleducazione della certo. persona, però. No, ma infatti ho detto, quel È caso vero- unico. Poi... È vero che si diventa più egoisti, è vero che si diventa più maleducati, è vero che si diventa più pretenziosi verso gli altri, non verso se stessi. Però secondo me io ogni tanto mi guardo allo specchio, guarda, l'ho pensato anche l'altro giorno. Caspita, però anch'io sto diventando così. Lo so, ti capisco. Nel senso che alla fine No, ti do ragione. Faccio anch'io non mia colpa, è- anch'io sono irrispettoso delle regole, tendo a buttare la macchina dove mi capita, che devo fare una commissione. Cioè, noi parliamo, però alla fine, purtroppo, secondo me, è il giusto, cioè, è la normalità proprio quel crescere, nascere, crescere e poi andare a spegnersi. Cioè, che uno dice veramente, ma perché cosa mi devo tediare? Ma perché voglio comprare la cosa e andarmene prima a casa, non avrò niente da fare, ma voglio arrivare prima a casa e sbragarmi in poltrona. Sì, oppure semplicemente finire le faccende, così Sì, voglio finire tutto quello che è, esatto. Oppure c'è un altro problema, magari l'atteggiamento è di chi vuole fare gli acquisti con l'idea che se no poi manca qualcosa e non la trova più. Perché gli altri li hanno preso prima le cose. Cambia il punto di vista. Sì, cambia completamente Noi non il lo punto di vista. capiamo ancora, arriveremo a capirlo perché nel bene e nel male finiremo così. Oh, mamma mia. È così, l'unica cosa che noi possiamo fare, secondo me, per migliorare è stare vicino ai giovani. Sì, quello sì. Cioè, tu più stai vicino ai giovani, più questi giovani ti contagiano, e quindi ecco perché secondo me se Bernini se ne va a fare le lezioni a scuola, lezioni, tra virgolette, va ad ascoltare i Incontri, giovani. infatti poi lui ha capito che fa bene a lui. Perché è tutta linfa Va bene a vitale, cioè è tutta energia positiva che ti entra. E chi invecchia meno, chi frequenta di più i giovani, chi sta più vicino ai giovani. Ce l'hai presente adesso Lezioni di Mafia? No? Lezioni di Mafia è quella Sì. trasmissione che fa il magistrato, come si chiama? Gratteri? Gratteri, sì, ok. La fa sulla 7. Ah, Ma secondo me lui Lezioni di Mafia le fa lezioni di mafia per stare più a contatto con i giovani. sicuramente, no, ma è vero quello che hai detto. Perché è vero che tu trasferisci il tuo sapere, per quanto possa essere grande, piccolo, tanto, molto, non importa, però in realtà sei tu che stai prendendo. Hai notato questo, che lui prende da loro? Sì, secondo Fa me domande, sì. interagisce, Sì, assolutamente, Allora assolutamente. sì, perché se fai una lezione frontale, accademica, tipica, No, cioè diventa il cattedra, mortorio. oh, che palle, Diventa un non ha mortorio. senso, non ha senso. Diventa un mortorio. Senti, un problema con te, lo sapevo che non finiamo mai. Non finiamo mai. No, Franci, ma io ho chiacchierato come se. Cioè. No, non finiamo mai perché abbiamo mille di argomenti, ho mille Ma domande perché da sei farti. tu che sei pieno di Ma argomenti? non Cioè, è vero, no, sì, sei tu. Francesco, a parte che chiacchierare con te, Francesco, è sempre stato bello. Ti vorrei ricordare che a causa di una vicissitudine, tra virgolette, familiare, amicale, eccetera, di qualche tempo fa, noi ci siamo visti, abbiamo preso un caffè assieme, tu non te lo ricordi, ma anche lì io sono arrivata in ritardo in ufficio. Perché parlare con te è piacevole. Ah, certo che me lo ricordo, certo. benissimo. me lo Quindi che ricordo. cosa vogliamo fare? No, Fra? infatti dobbiamo chiudere, è quello il problema. Dobbiamo chiudere. Perché è passata Mi sembra quasi un'ora di e 10. essere Però, in televisione. però, prima di chiudere, Sì. io a tutti gli ospiti faccio una domanda che è relativa al titolo che ho dato
a questo progetto. Il titolo di questo progetto è A come puntini puntini. Quindi io faccio una domanda a tutti e ti chiedo che ridi? Che parola ti viene in mente? Ti dico A come? Io sono egocentrica. Madonna. A come Azzurri. Eccola lì, no, Azzurri no. Era troppo facile. No, A Non vale, come, non no. vale. A Beh, ci ho come- avuto Andrea, ne ho Antonio, tante. ho avuto un sacco No, A come ambizione sana. di sana ambizione. A come Ambizione me l'hanno già detta, Ok, io l'accetto, la posso Poi se ne hai cambiare. un'altra mi farebbe piacere A perché come amicizia. ce l'ho già. Le No, ha- rispetto le a quello ha- di cui abbiamo parlato, però, se ti viene in mente, che sarebbe più coerente. È bello se è coerente, perché ovviamente A come ascolto. l'ho già avuta. Insomma, Franci, quanti ne hai evitato? Mi hai detto 23. Però abbiamo parlato di ascolto, ambizione non ne abbiamo parlato, ma tu sei un po' ambiziosa, sana in maniera sana, come lo sono anch'io. Ma guarda Io non che la chi mi ha- reputo una cosa negativa. No, mi zero, dispiace. infatti chi mi ha Quindi parlato di hai detto ambizione bene come lo e senti ascolterai tu. l'episodio, quando vedrai A come ambizione, ascoltalo, perché parla una persona, è un imprenditore Ah, bello. che mi dice che lui è stato ambizioso tutta la vita, ma questa ambizione è sana che l'ha portato sempre ad alzare l'asticella, a fare di più, ed è un ragazzo che ha iniziato a lavorare a 14 anni in bancarella, è meraviglioso, caspita. è meraviglioso. Quindi Allora, ambizione sì, ma abbiamo parlato A come di... avvolgente. Il Perché? rapporto che si può avere con gli anziani deve essere avvolgente, cioè noi dobbiamo anche coi giovani, proteggerli. allora. Sì, ma Mm. gli anziani, quantunque diventino poi più spigolosi, hanno bisogno di essere Magari anche protetti, farglielo avvolti. capire quello che mi è Vabbè, successo, quello glielo per devo far forza. capire, vedi? Perché probabilmente io mi sono subito irrigidito, non ho cercato lo scontro, ma abbiamo avuto un battibecco, perché comunque mi ha innervosito il fatto che lui si vantasse di essere andato in pensione a 40 anni, a 35 anni, cioè una cosa folle. Avrà avuto 70 anni Non ed ti è è in pensione da venuta? 40. Non ti è venuta voglia di dirgli, sa che la sua pensione gliela sto pagando Certo, anch'io? gliel'abbiamo detto, tutto gli abbiamo detto, di tutti i colori gli abbiamo detto. Quella è no, la legge 19 anni, 6 mesi e un giorno. brava. La conosco, te la ricordi, Tristissimo, no? Ma tristissimo. non solo, c'è la legge per la polizia, per i carabinieri, per Però l'esercito, quella la per i- capisco di più. per gli, per gli Perché se sono insegnanti, lavori quello, usuranti, cioè se Ci tu mancherebbe. 50 anni, a 50 anni sei andato in Iraq, sei andato non lo so, adesso certo non era per tutti, però hai fatto delle missioni, oppure se tu hai un lavoro logorante che fa su turni, notturni, perché il eccetera. muratore, ma ne vogliamo parlare che deve caricarsi le spalle di cemento? Hai mai fatto Sì. un secchio di intonaco e Sì. girato la pala Sì, no, la spalla quando usi il fratazzo. così, ma anche fare il cemento che si Certo. fa anche a mano? Certo. Quelle usuranti, io conosco Attenzione. muratori che quando li vedo sono piegati in due, mischini, Sì, o sì. piastrellisti. Però diciamo. bisogna essere forse più amorevoli, ma me lo sto dicendo da sola, eh. Ok. È un messaggio a me stessa. Amorevole, no, ma amore ce l'abbiamo già. No, avvolgenti, Avvolgenti. cioè proprio, insomma, sì, fargli capire che non sono soli, che non... Che non insomma, devono arrabbiarsi, che non devono... Sì, che possono prenderla anche diversamente, perché intanto nessuno gli porta via vuole nulla, portare hanno via tutto. nulla. Hanno da vivere ancora quello che hanno, ma che se lo vivono anche bene, in serenità. Sì, Magari anche nel sì, rapporto con i sì. giovani, perché da loro possono imparare e viceversa. Ecco, per esempio, il giovane che insegna all'anziano. Non solamente In il quel documentario contrario. di Gio Coda di ieri c'era. C'era quello, C'era. perfetto. Ma come anziano? No. C'era. ecco. Come anziano, sì. Però sai che il termine... Stavo riflettendo ieri sulla differenza tra anziano e vecchio. È vecchio, sì. Vecchio è, mi sembra, oltre gli 80. Invece Anziano io dai ne- 60 agli 80, mi sembra che ci sia un range. Io non 65 ne facevo 70. un discorso di età. Per me è vecchio saggio. Ah, ok, allora sì, è Io ne diverso. facevo un discorso Beh, anziano di... non dice nulla. Anziano, non Vecchio è saggio sì, classificato. vecchio saggio Allora, sì, se mi tu piace. dici vecchio saggio, cioè è un'accezione qualcuno più che positiva. ti può dare. E allora può dare, lì, esatto. insomma. Bene. Vabbè, grazie Franci. No, No, grazie a te. te, è stato veramente bello. A parte che non me l'aspettavo, pensavo di dover andare a vedere qualche cosa, qualche cantiere, qualche L'ho immaginato, attraversamento, deve qualche cambiare. concessione edilizia, No. qualche parere, dicevo, siccome... Franci, la tua cosa è stata molto piacevole, la tua idea. La
prossima volta che qualcuno mi chiama e mi chiede senti ho bisogno di vederci un attimo, solo se per un'intervista goliardica. Ok, allora Salutiamo tutti. Ciao. Ciao. Grazie a Betta, grazie a voi. Grazie a te Franci, grazie a tutti. Ciao. He's just a snake in the grass.